onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Carissimi, eccomi qua per questa trasmissione dell'8 febbraio, una trasmissione penso molto molto interessante, perché andremo a Fiumicino, dove già siamo in collegamento con il maestro Attilio Berni, al quale diamo subito un graditissimo buongiorno. Buongiorno maestro Attilio Berni. A lei e a tutti i radioascoltatori. Maestro, la sentiamo bassa, quindi non so se è un problema di regia o se lei è lontano No, dal... sono relativamente vicino. Ecco, adesso forse riusciamo meglio a sentirla. Allora, maestro, lei è collegato in Skype, quindi i nostri ascoltatori vedranno lei, vedranno me, ma non vedranno, ma lei non potrà vedere quello che faremo vedere. Questa cosa è interessantissima. Siamo a Fiumicino con il Museo del Sassofono di Fiumicino. Allora, maestro, questa città conosciuta più che altro per il suo aeroporto, e invece no. E invece è una città a tutti gli effetti. Una città a tutti gli effetti, una città molto viva anche culturalmente, che qualche anno or sono, insomma, diciamo così, ha saputo coniugare quelle che erano le esigenze di assegnazione di un locale pubblico che andava, diciamo così, ristrutturato, con le esigenze, le mie esigenze e quelle di un'associazione che intendeva dar vita al primo museo al mondo dedicato a questo straordinario strumento, questo straordinario tubo misterioso che è il saxofono. Ed è stata diciamo così, una joint venture culturale che ha dato veramente dei risultati incredibili, anche se l'incipit è stato un pochettino, insomma, ecco, sofferto per via del fatto che noi siamo stati, abbiamo avuto inaugurazione a settembre 2019, quindi a gennaio è poi scattata la pandemia e che ci ha bloccato per un paio d'anni, insomma, ecco. Però insomma stiamo recuperando terreno, nell'ottica soprattutto di coniugare culturalmente e musicalmente il nome della città con lo strumento, così come accade in altre due città famose italiane come appunto Castelfidardo per la fisarmonica giusto. o Cremona per il violino. Il nostro auspicio è che la nostra città possa essere, diciamo così, identificata come la città del sassofono. Bravo, anche perché le dico veramente, a tutt'oggi la città è identificata esclusivamente per l'aeroporto di Roma, e quindi è giusto dare anche un rilievo culturale a Fiumicino, con questo Museo del Sassofono che è veramente molto giovane, molto molto giovane, molto 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 ricco già di strumenti musicali. Assolutamente, il museo ospita la più grande collezione del mondo di sassofoni. Attualmente consta di nella precisione di 686 strumenti, di circa 800 fotografie d'epoca, circa 200 giocattoli a forma di sassofono e migliaia di documenti. Quindi è, diciamo così, un luogo dove risiede, come dire, lo scibile sassofonistico in qualche modo. È diventato un faro culturale, soprattutto in ambito ovviamente sassofonistico, ma diciamo così, come punto di riferimento per gli strumenti a fiato, per cui molti studenti di quasi tutti i conservatori italiani vengono a studiare o a documentarsi su alcune particolari produzioni, o soprattutto avere la possibilità, perché questo noi anche lo concediamo, di avere in mano, di suonare, di soffiare dentro gli strumenti appartenuti all'inventore dello strumento Adolphe Sax. Chiedo alla nostra regista Sveva, bravissima, se nel frattempo ruotano le fotografie del maestro, perché non lo vedo sullo schermo. Se ruotano le fotografie del maestro, lei maestro non potrà vedere, tu non potrai vedere le fotografie, però io manderò, come faccio sempre con i nostri amici ospiti, poi la registrazione della trasmissione, così vedrai esattamente cosa vedono nel frattempo i nostri ascoltatori. Dovrebbero avvicendarsi le fotografie appunto del maestro Attilio Berni, e poi vedremo via via, io illustrerò che cosa vedono gli ascoltatori, in modo che anche il maestro collegato solo con Skype potrà sapere che cosa stiamo trasmettendo. Allora, vogliamo intanto fare un brevissimo stacco pubblicitario per sentire proprio il suono di questo strumento bellissimo.
Noi abbiamo tanti brani musicali che gentilmente il maestro Berni ci ha inviato, quindi andiamo con ordine, maestro, andiamo così in scaletta o c'è qualcosa di particolare che vuoi far sentire al nostro Guarda, pubblico? sono anche un pochino curioso di come ha, diciamo così, Ah, io ordinato e messo in scaletta, sono quindi va talmente, benissimo, scelga lei. son talmente belli che io veramente li manderei tu cominciamo con il primo, che è veramente Cominciamo. molto brillante, così poi il maestro ci dirà anche di che cosa si tratta, ci dirà il titolo esatto e nel frattempo la nostra Sveva manderà ancora in rotazione gli strumenti. Purtroppo io non riesco ad ascoltare nessuno, vediamo. La nostra Sveva ha sfumato dolcemente su questo bellissimo brano. Maestro, io la vedo in collegamento con una ricca libreria alle spalle. Dove si trova? Dove si trova lei, maestro? Maestro Attilio Berni? Non ci sente più, come mai? Che Mi succede? trovo nella mia Ah, stanza, ecco. nel mio ufficio, insomma, Nello ecco. studio. Allora, nel Sì. frattempo i nostri, ascoltatori o spettatori che ci seguono sia con la radio che con la televisione soprattutto, hanno potuto notare le fotografie del maestro Berni che si sono avvicendate e il maestro Berni adesso con alle spalle questa ricca, libreria. Intanto maestro Berni sei, diplomato in clarinetto al Conservatorio Santa Cecilia, strumento che non rientra naturalmente in questo Ma no, in qualche rie modo vi ah, rientra, insomma, rientra ecco, anche io lui. ho iniziato gli studi in un periodo in cui il sassofono non era considerato uno strumento da al pari di altri. Il sassofono e la fisarmonica sono arrivati nel conservatorio intorno ufficialmente accreditati intorno alla fine degli anni '90, insomma, ecco. Quindi, sono circa poco meno di 20 anni che È esistono i vero. corsi al conservatorio, quindi
e nel mio periodo si era costretti a frequentare il corso di clarinetto, ma sono strumenti in qualche modo affini perché sono entrambi aerofoni, sono strumenti ad ancia semplici. E all'interno del museo abbiamo molti esemplari, circa 30 esemplari di clarinetti, diciamo così, singolari, tra i quali spicca uno strumento appartenuto addirittura al grande jazzista Benny Goodman. Caspita, addirittura, quindi sono strumenti anche di un notevole valore, oltre che, così penso, Sì, economico, anche proprio storico e affettivo, con questi sì, strumenti. esistono in effetti due filoni, diciamo, gli strumenti all'interno del museo sono disposti, diciamo così, attraverso un percorso storico organologico, poiché ecco, vi sono conservati, preservati, custoditi in qualche modo tutte le trasformazioni, tutte le metamorfosi di questo strumento, per darle un ordine d'idea, dal piccolissimo soprillo di 32 centimetri al subcontrabasso che è alto 3 metri, ma il suo tubo misura 6 metri e 40, insomma, ecco. E nello stesso tempo diciamo così, una dimensione di strumenti appartenuti a grandi musicisti, che sono stati appunto Benny Goodman, Sonny Rollins, Tez Benek, Gil Ventura, rimanendo nel campo italiano, e insomma, ecco, strumenti veramente appartenuti e suonati da grandi musicisti sia della musica classica che del jazz. Ma com'è nata questa idea? Perché a un certo punto qualcosa che ha spinto a dare un l'avvio a questa collezione unica nel suo genere. È una cosa su cui ho riflettuto molto. Diciamo, io ho iniziato, più di 30 anni fa, e diciamo il mio primo approccio nei confronti dello strumento antico è stato un approccio, commerciale. Io avevo una società che si occupava di import-export soprattutto prevalentemente dagli Stati Uniti, che è il mondo di riferimento per il sassofono, e vendevo in Italia e in Europa questi straordinari strumenti antichi perché avevano un timbro, una voce molto diversa, molto personalizzabile rispetto agli strumenti moderni che invece hanno una maggiore comodità tecnica ma un suono piuttosto standard. E poi, diciamo così, man mano che li acquisivo, man mano che li compravo per poi rivenderli restaurandoli, me ne sono appassionato, quindi ho cominciato ad acquisire notevoli competenze anche dal punto di vista storico dello strumento. E poi è, come dire, è capitata la goccia che fa traboccare il vaso, cioè un giorno in cui ho rincorso la persona alla quale avevo venduto un particolare strumento qualche giorno prima e mi sono trovato a pagarlo più di quanto questa persona me l'avesse, diciamo, avesse pagato appunto qualche giorno prima. E lì mi sono scoperto collezionista, è cominciato a Ecco, scattare un desiderio di conoscenza, di studio di tutto ciò che è insito nella, come dire, nella ideazione di questo strumento, del perché questo strumento dalle mille forme, dalle mille caratteristiche, in qualche modo va a interpretare quelli che sono i gusti dell'epoca, le esigenze di particolari musicisti o le tendenze di moda che poi si sono succedute nel corso della sua vita, insomma. ecco, molto interessante. Adesso chiedo cosa c'è, Sveva, una chiamata? Allora, siccome maestro Attilio Berni, questa è una radio senza filtri né censure, quindi mandiamo in diretta agli ascoltatori senza sapere che cosa vorranno dire, quindi lo sentiamo insieme. Pronto? Buongiorno Oretta e buongiorno al maestro Berni, sono Piero da Monza. Sì, Che bella trasmissione e che bella idea di così mostrarci questo meraviglioso strumento che è il sassofono. Io ero un grande ammiratore di Fausto Papetti, adesso c'è suo figlio che ha mandato avanti la tradizione. Comunque complimenti e vi ascolto con tanto interesse. Grazie, ci vedi anche con la televisione, vedi anche gli strumenti? Purtroppo no, io ho 85 anni, altrimenti mi precipiterei a visitare il vostro museo. Va bene, grazie. Un caro saluto. Grazie. Un caro saluto. Grazie infinite. Ecco, questi sono i nostri amici che ci ascoltano e gradiscono queste trasmissioni, soprattutto quando si parla di questi splendidi strumenti musicali. Ma dove sono ospitati esattamente questi strumenti? Gli strumenti sono ospitati in un, diciamo, in una ex saccheria Ah, che bello!
ex saccheria, cioè una vecchia fabbrica degli anni '20 in cui si producevano i sacchi per Ma guarda, l'ortofrutta che interessante. e che è stata proprietà di una grande società, agricola, forse la più grande, oggi una delle sicuramente la più importante, che è la Maccarese SpA, che insomma, ha poi passato di proprietà al, comune di Fiumicino. Attualmente l'immobile è, diciamo così, il comune di Fiumicino, insomma, dell'amministrazione comunale. E Bello, il qui museo si trova in località Maccarese a Fiumicino, proprio a 2 passi diciamo così, dall'aeroporto, nello stesso dall'aeroporto. tempo 2 passi a 100 metri da una ferrovia, insomma, ecco, che connette velocissimamente con Roma, insomma, ecco. Bene, adesso andiamo avanti con l'ascolto, sentiamo il prossimo brano, se è anche di gradimento senz'altro per i nostri ascoltatori, con questo splendido strumento, il saxofono, e poi il maestro Berni ce lo illustrerà anche il brano musicale che ora andiamo a sentire. Bellissimo questo brano. Che cosa abbiamo ascoltato, maestro Attilio Berni?
Come dicevo, io non riesco ad ascoltare nulla, quindi Ah, non non ho riesci a ascoltare ascoltato. nulla? Che peccato. Allora preghiamo la nostra Sveva se riesce a leggere il titolino dalla dalla scaletta. Intanto nel frattempo le illustro che sono andate a rotazione le fotografie delle bellissime bacheche in cristallo. Ecco. Hai sentito? Sì, quelle riesco a vederle perché, vengono proiettate, insomma, così nel video, insomma, ecco. Adesso Sveva si ripete che cosa abbiamo ascoltato, così il maestro può illustrarci esattamente. The Nearness of You. Ah, The Near You, sì, è un brano di Carmichael che è stato eseguito, diciamo così, con un quartetto che mi ha accompagnato. I brani che vi ho inviato sono tutti brani nei quali utilizzo alcuni degli strumenti più particolari del museo. In questo contesto ho utilizzato uno strumento che è un tarogato soprano. Il tarogato, o meglio la pronuncia esatta sarebbe tarogato, è uno strumento di origini ungheresi che in effetti è una sorta di ibrido, è uno strumento che ha le caratteristiche del clarinetto e del sassofono. Del clarinetto, a parte diciamo così, l'imboccatura e la diteggiatura, mentre del sassofono ha la sua forma conica. Il clarinetto è cilindrico, invece il sassofono è conico. Quindi ecco, è un mix tra questi due strumenti, uno strumento decisamente molto molto particolare e diciamo, il brano è insomma, una classica ballad, un standard jazz. Ecco, volevo chiedere, che cosa c'è ancora come grande desiderio di acquisire per questo museo? C'è qualche sogno che uno sta rincorrendo, dice: "No, quel Sì, sasso". sì. Talvolta i sogni poi, diciamo così, vengono, come dire, esauditi. Insomma, ecco, all'interno del museo, io ho posto un supporto con una etichetta particolare nella quale è scritto "In attesa del Del prossimo", prossimo. "Awaiting the next saxophone", perché nonostante ovviamente la conoscenza adesso sia, insomma, ampia, talvolta spesso si viene stupiti, sorpresi da alcune particolarità di cui non si ha conoscenza, insomma, ecco. Fino a qualche tempo fa ero alla ricerca di un rarissimo strumento, pensi di produzione italiana, che era un rotfono basso, una sorta di sassofono a doppia ancia, poi anche, diciamo così, una situazione piuttosto, diciamo così, veramente inusuale, è arrivato nelle mie mani, è arrivato al museo. Quindi la ricerca è votata a ampio spettro verso una categoria di strumenti che neanche io forse conosco, insomma, ecco, perché tutti quelli di cui ho conoscenza Sono stati sono presenti all'interno son del già nel museo. museo. E chi è il pubblico? Perché ci sono anche delle visite, durante la settimana che si possono fare per ammirare questi strumenti. Chi sono? Appassionati del saxofono o anche pubblico curioso di vedere questi strumenti? Diciamo che prima lei mi aveva chiesto il perché, insomma, ecco, poi costituire un museo, oltre ovviamente, diciamo così, il desiderio di, come dire, identificare la mia città come la città del sassofono, c'è anche una volontà di condivisione di quello che è il patrimonio culturale rappresentato da questa location unica al mondo, con la comunità, con il territorio. Quindi il desiderio di far conoscere questo straordinario strumento che non ha Gli eguali. uguali. E costituendo questo mi sono reso conto che non doveva essere, cioè almeno nel mio obiettivo, non doveva essere un luogo esclusivamente preposto a esperti, appassionati tecnici, ma un posto in cui dovesse accedere con gioia, con partecipazione. Il museo è un luogo di tutti, è un luogo partecipato, anche diciamo così, diciamo così, la semplice persona curiosa. Quindi cosa accade? Accade abbiamo delle manifestazioni importanti, una l'abbiamo conclusa poco tempo fa, a novembre, l'International Saxophone Meeting, che ha visto la visita di alcune importanti delegazioni di sassofonisti provenienti dalla Thailandia, da Taiwan, Cina, Australia e Canada. Va bene? Ma nello stesso tempo abbiamo un cartellone di concerti che si muove all'interno di tutto l'anno, con cadenza quindicinali, che ospita artisti di grande pregio e anche Ma insomma così del territorio, che offrono
una fruizione, diciamo così, più vicino al pubblico non particolarmente competente. Competente. E Maestro, durante la una prego? chiamata in linea la mandiamo, così poi Sì. lei conclude e passiamo anche a un brevissimo stacco pubblicitario. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Donatella e chiamo da Milano. Allora, complimenti al maestro per questo meraviglioso museo di cui credo si occupi, e dirgli che amo moltissimo il sassofono, lo trovo uno strumento fantastico, e fra l'altro io ho conosciuto, ahimè, dico ahimè perché vuol dire che sono abbastanza adulta, 50 anni fa, un grande sassofonista che era Riccardo Rauchi. E tutte le volte che lui suonava, se appena era possibile, ovunque fosse, mi ricordo che con mio marito andavamo ad ascoltarlo. Grazie e complimenti, e se verrò a Roma verrò senz'altro a Fiumicino a vedere il museo. Grazie mille. Grazie. Grazie. Sentito maestro? Io ho sentito, ma l'Italia è ricca di grandissimi artisti, di grandissimi musicisti. Proprio in questi giorni sto pianificando la pubblicazione di perché il museo si occupa anche di pubblicazioni editoriali, di diciamo così, un volume che tratterà tutti i grandi costruttori italiani che si sono dedicati al sassofono o che hanno brevettato idee o soluzioni innovative per questo strumento. L'Italia è anche, insomma, patria di grandissimi musicisti, insomma, partendo dal mitico Mobilia, che era un musicista torinese degli anni 20, anni 30, per ripassare per Gianni Basso o per ovviamente il famosissimo Fausto Papetti, del quale noi abbiamo addirittura l'anno scorso, no, nel 2023, è ricorso il centenario della sua nascita. Abbiamo organizzato un grande evento dedicato a questo straordinario personaggio, anche ospitando il sassofono che la famiglia ha voluto concederci, la famiglia Papetti, il sassofono appunto di questo grande artista. Ma che so, all'interno del museo, per esempio, ospitiamo anche lo strumento di Gil Ventura, che era una sorta di amico antagonista di Fausto Papetti, che la famiglia ha voluto donare al museo affinché, insomma, la memoria di questo grande Giusto. sassofonista continuasse a vivere, insomma, nella memoria collettiva italiana. Maestro Berni, la fermo un attimo per sapere se dobbiamo inserire il brevissimo stacco pubblicitario, poi naturalmente riprendiamo con un altro ascolto musicale. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E torniamo in diretta con il nostro graditissimo ospite, il maestro musicista, collezionista, docente perito musicale Attilio Berni, collegati da Fiumicino. Maestro Berni? È sempre con noi, vero? Eccomi. Perché in questo Sì. momento ancora non la vedo, lei è collegato via Skype, quindi i nostri ascoltatori non la vedranno ma ascolteranno la sua voce e le musiche, mentre chi ci segue con il canale 252 del digitale terrestre possono vedere anche tutte le bellissime foto, lei stesso in collegamento, come abbiamo detto, con la sua bella biblioteca alle spalle. Cosa sono? Libri tutti di sassofono? Sono libri vari? Sono libri di che genere sono tutti questi libri? Diciamo così, documentazioni scientifiche che riguardano prettamente il sassofono. Poi ci sono pubblicazioni ovviamente molto più rare. Abbiamo addirittura il brevetto originale di Adolf Sachs pubblicato per la prima volta in un libro di Kastner,
che insieme a altri volumi, diciamo così, di grande valore sono esposti all'interno del museo. Ecco, intanto voglio ricordare, per chi non lo ricordasse ancora, il numero nostro di telefono 02 92 94 72 22, per chi volesse intervenire come hanno fatto i precedenti ascoltatori. Maestro, allora facciamo un brevissimo stacco ancora musicale, così conosciamo meglio questo splendido strumento. Chiediamo alla nostra Sveva che cosa mandiamo in onda. Back Home Again. Benissimo. Ha sentito, maestro? Sì, sì, sì. Va bene? È d'accordo? Benissimo, sì, sì. Va bene, ascoltiamolo insieme allora. Anche in questo caso Sveva sfuma dolcemente per riuscire a sentire il massimo possibile. Abbiamo, maestro, una chiamata in linea, quindi diciamo pronto subito. Pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Buongiorno Elisa. Buongiorno a te e al tuo ospite, che ringrazio perché una trasmissione molto interessante. A parte che il sax è il mio strumento preferito, bellissimo, bellissime queste fotografie che state mandando, quindi sai che sono a Roma, quindi la prossima tappa sarà andare a visitare il museo. Come minimo allora. Certo. Bene. Quindi grazie a te e grazie al tuo ospite. Grazie Elisa, grazie. Allora un po' di pubblicità anche a chi non conosce questo museo, maestro Berni. Sì, allora intanto possiamo dire che il brano che abbiamo ascoltato, Back Home Again in Indiana, conosciuto più semplicemente come Indiana, ha visto protagonisti due strumenti che sono un po' agli antipodi l'uno dell'altro. Mi sono Il più grande sassofono mai costruito, che è il subcontrabasso, quello strumento che citavo prima, alto 3 metri. Che vediamo, vediamo adesso sullo schermo. Sì,
una lunghezza del tubo di 6,40 m, e il piccolissimo soprillo, che invece è uno strumento ideato da un grande artigiano tedesco, che è Benedikt Eppersheim, che misura soltanto 32 centimetri. Quindi lo strumento più grande, immaginate che la nota più grave è di circa 26-27 Hz, quindi rasenta la soglia di non udibilità, mentre quel piccolo arriva a circa 1970 Hz, quindi un suono decisamente acutissimo, ed è agli antipodi anche nel modo in cui, diciamo così, si approccia lo strumento, perché su quello grande è veramente difficile, diciamo così, riuscire a produrre un suono lungo, ma è molto facile produrlo. Quindi va soffiata tanta aria con molta delicatezza, diciamo. Invece in quello piccolo c'è bisogno di insufflare, di spingere pochissima aria, ma con molta compressione. Quindi sono due strumenti agli antipodi l'uno dell'altro. E lei è insomma. riuscito a suonarli entrambi questi due strumenti? Sì, diciamo, fa parte del mio lavoro. È il mio lavoro, studiarli significa anche quello. Quindi Anche suonarli. Riconoscere quelle che sono le caratteristiche timbriche, insomma, tecnico-meccaniche dello strumento. Senta, ricordiamo che l'inventore del sassofono è Adolphe Sax, compositore, musicista belga. Sì, è un musicista belga che a metà dell'Ottocento si trasferisce dal suo paese d'origine, di Nantes, a Parigi, dove cerca finanziatori per dar vita a questa sua straordinaria invenzione. Era un personaggio, il classico genio eclettico, il classico genio dell'Ottocento, insomma, che voleva coniugare la potenza degli strumenti di metallo, come il trombone e gli ottoni, insomma, ecco, con la bellezza dei suoni degli strumenti ad ancia semplice come l'oboe e il clarinetto. La musica in quell'epoca si faceva principalmente all'aperto, quindi all'aperto questi strumenti, il clarinetto, l'oboe, gli strumenti a doppia ancia, venivano, come dire, soverchiati dalla potenza di uno strumento di ottone. E cosa fa? Applica a uno strumento di ottone, un antenato del basso tuba, che utilizzava l'imboccatura da trombone, una grande imboccatura di metallo, gli applica un'imboccatura ad ancia semplice di un clarinetto basso, e da qui nasce questa idea straordinaria di questo tubo misterioso. Ha grandissimo successo immediatamente, perché poi le sue tecniche di costruzione sono scientificamente avanzate, riesce a produrre più facilmente, più velocemente strumenti di maggiore qualità a un minor costo, e in capo a 2 anni riesce anche a sbaragliare la concorrenza straordinaria degli altri costruttori, che però, diciamo così, invidiosi di questo straordinario successo, si coalizzano in un'associazione, una vera e propria associazione con tanto di statuto, atti deliberanti, ratifiche, revisori dei conti, che pianificano dapprima, diciamo così, controversie legali, quindi accusano Adolphe Sax di plagio e lo costringono a innumerevoli casi legali, a dilapidare il suo patrimonio e a fallire ben 2 volte. E, diciamo così, e poi soprattutto mettono in campo degli attentati alla sua persona, cioè tentano proprio di ucciderlo, incendiano la sua fabbrica, ma soprattutto pagano i musicisti affinché non suonino il sassofono. Addirittura. Sì, è famosa, pensi, la prima del Don Sébastien, che è un'opera di Donizetti all'Opéra di Parigi, dove Donizetti non riesce a trovare nessuno disposto a suonare gli strumenti che aveva messo comunque in organico, gli strumenti di Adolphe Sax. Ebbene, Adolphe Sax e un suo dipendente si offrono di eseguire loro queste parti, il resto dell'orchestra si alza se ne va, perché è pagata pur di non suonare con Adolphe Sax. E noi invece in questo momento sentiamo Sveva che cosa ci manda ancora all'ascolto, quindi leggi il brano Sveva, facciamo un altro intermezzo musicale, maestro, così poi andiamo avanti questo interessantissimo racconto. Hai trovato Sveva? Che cosa? Someday my prince will come. Va bene.
È bellissimo anche questo brano, molto, molto bello, veramente molto delicato, molto dolce. Maestro, a Si ti tratta di diverti. Someday My Prince Will Come, che è un brano di Frank Churchill, composto per il cartone animato Biancaneve e i 7 nani del Ah. 1937 della Walt Disney, che è poi diventato uno standard jazzistico, insomma, e Molto nel bello. quale suona uno strano sassofono soprano, quelli che in America venivano chiamati gli stencil saxophone, gli strumenti a stampino, cioè in effetti non è uno strumento è costruito ovviamente da una casa costruttrice, che però insomma era ordinato probabilmente da un negozio, da una catena di rivendita per corrispondenza. E questi strumenti solitamente non erano particolarmente, diciamo così, di pregio, e invece in questo caso è uno strumento dal timbro e dall'intonazione veramente di livello rispetto a quelli che erano gli standard dell'epoca, quindi è qualcosa di veramente molto particolare. Veramente. Senta, il Museo del Sassofono, fisicamente a chi appartiene? È comunale, regionale, è privato? Allora, il museo è un museo privato ed è costituito essenzialmente da beni miei personali, quindi dall'intera collezione che mi appartiene. È comunque un museo riconosciuto dalla Regione Lazio, inserito nell'organizzazione museale regionale. E proprio in questi giorni stiamo approntando l'iter per riconoscimento a livello nazionale, del quale insomma possediamo già tutti i requisiti, ed è ospitato all'interno di un immobile, appunto quella ex saccheria di cui vi Saccheria, sì. dicevo prima, che è di proprietà dell'amministrazione comunale di Di Fiumicino. Fiumicino. È bello il recupero di questi edifici, vecchie fabbriche, veramente sono molto utilizzati soprattutto nel campo della cultura. Anche qui a Milano abbiamo degli edifici che appunto, accolgono musicisti e sono delle vecchie fabbriche dismesse.
veramente certo. molto, molto interessante. Senta, visto che siamo nel Lazio, a me fa piacere citare, forse magari vi conoscete, il maestro Claudio Paradiso, che a sua volta ha messo in piedi questo, museo a sua volta a Latina, museo di, raccolta di libri di musicisti, fotografie, non è al corrente di questo No, no, dizionario della musica. lo conosco di nome, ma non Ah, personalmente, ecco, e insomma, anche il ecco. maestro Paradiso sta facendo un enorme lavoro, veramente. È anche un amico, un flautista, quindi che lui, uhm, si muove nel mondo degli strumenti a fiato, come lei con il clarinetto. Senta, oltretutto, lei porta queste notizie nelle scuole, visita conservatori, accademie, quindi porta la conoscenza del contrabbasso e di tutti i suoi Sì, affini. assolutamente. Noi organizziamo soltanto nella scorsa estate abbiamo, diciamo così, siamo, stati ospitati, a Trento in occasione del congresso europeo del sassofono con una mostra, alcune masterclass. Io stesso ho tenuto dei concerti a una, cittadina a Monaco di Baviera e a una cittadina altra tedesca che è Ulrichshusen, con un festival straordinario in Germania. Siamo stati ospitati a quella manifestazione importante, che è una delle manifestazioni jazzistiche più importanti d'Italia, che è il Jazz per le terre del sisma all'Aquila, e soprattutto siamo stati ospiti di una grandissima manifestazione che è il Moncalieri Jazz Festival al Castello di Moncalieri, perché quest'anno, nel 2024, cioè, ricorreva il 110° anniversario, scusi, il 210° anniversario della costituzione dell'Arma dei Carabinieri, che coincide Eh col già. 210° anniversario Ah, della okay. nascita di Adolf Sachs. Quindi E è un'ottima quindi occasione. al Castello di Moncalieri, che ha sede il comando regionale Regione Lazio, siamo stati ospitati con una grande mostra, quindi un museo che entra all'interno di un altro grande museo, insomma, ecco. Veramente siamo stati visitati da centinaia e centinaia di visitatori Ma nell'arco di 3-4 giorni. ma E comunque complimenti all'interno perché del museo, mi scusi se l'ho interrotta, all'interno del museo noi organizziamo anche degli eventi per le scuole, quindi dei numerosi concerti lezione, in cui gli strumenti tornano a vivere, tornano a suonare, e quindi giustissimo, i ragazzi possono godere di un qualcosa che non debba essere soltanto relegato a memoria certamente, storica. Senta, intanto io pregherei la nostra Sveva se, metti in rotazione quelle bellissime fotografie storiche, perché lei mi ha mandato anche delle fotografie storiche che adesso io le dico di che cosa si tratta e lei ce le illustra, perché cioè Sì. adesso quando cominceranno ad andare in onda, adesso stanno ancora ruotando le fotografie del museo, queste bacheche ricchissime di questi strumenti così luccicanti anche, perché restano lucidi di loro oppure vanno anche proprio Vanno manutentati, insomma, soprattutto gli strumenti argentati tendono all'ossidazione, quindi ci con una vuol certa cadenza un panno sistematica partic vanno presi e insomma puliti, insomma, ecco. ecco, adesso mi dice Sveva che andranno in onda le fotografie storiche, dove troviamo un cofanetto, eccolo qua, un cofanetto contenente dei cos'è, uno strumento, smontato. Quello che vede è il primo sassofono elettronico della storia, si chiama Lyricon, ed è un sassofono del 1972, ed è il primo tentativo di abbinare l'elettronica al sassofono, e pensi è uno strumento proprio diciamo molto particolare, perché è appartenuto a un grande sassofonista che ancora oggi è molto anziano ma ancora vivente, che è Tom Scott, il quale lo ha utilizzato per realizzare proprio quell'esemplare, per realizzare la famosa colonna sonora di quel telefilm di tanto successo Starsky e Hutch, non so se lo ricorda, è un poliziesco degli anni '80, che ha avuto uno straordinario successo mondiale, e questo strumento era lo strumento con cui veniva eseguita la sigla di questo telefilm. Ma dove li va a pescare maestro questi strumenti? Veramente sono delle cose rarissime, Anche lì uniche. è molto singolare, nel senso che, il primo mercato di approvvigionamento è stato l'America, in cui ho effettuato molti viaggi, in cui avevo, molti amici broker, chiamiamoli così, che trovavano, gli strumenti,
in epoca in cui non c'era internet. Oggi È più è facile, arrivata certo. anche un po' di notorietà, e quindi sono gli strumenti che trovano me, perché io accedo al Arrivano a computer la lei. mattina e molte persone mi scrivono da tutto il mondo e mi propongono strumenti o mi indicano strumenti particolari che sono stati messi in vendita. Si è perso un po' il gusto della ricerca, il gusto della scoperta, insomma, però oggi diciamo ci sono altri canali che Certo, che permettono di aiutano arrivare molto. prima. Però diciamo che ci sono due aspetti curiosi, soprattutto nell'America, che mi piace raccontare, per i quali era, insomma, un modo di trovare gli strumenti era quello di acquistarli dalle scuole, perché contrariamente a quello che si pensa, la cultura musicale americana è molto, molto più sviluppata di quella in Italia. Ogni ordine di scuola e grado hanno un'orchestra, un coro, una Giustissimo, banda. E quindi i presidi avevano centinaia di strumenti appesi, affissi al soffitto, perché non avevano spazio dove accastonare. E quindi molto spesso a me costava più trovare, cioè pagare gli operai che tiravano giù che questi strumenti tirassero dal giù. soffitto che gli strumenti in sé. E l'altra occasioni erano i divorzi, perché contrariamente a quello che accade in Italia, quando si divorzia cominciano i problemi, in America insomma non Lo si hanno fa più questo problema, facilmente, insomma, certo. hanno già pianificato tutto con degli accordi Sì, sì, prematrimoniali, sì, sì. e gli strumenti vengono venduti molto facilmente in quelle che si chiamano le estate, cioè delle aste pubbliche in cui si comprano a scatola chiusa molti bauli o garage in cui si sa che ci sono strumenti musicali, quindi io facevo degli acquisti cumulativi, insomma. Scusi maestro che mi rivolgo a Sveva. Sveva non girano volevo che arrivassero le figure. No, no. Sì, adesso mandiamo l'altro, anche perché siamo un pochino agli sgoccioli. Ci sono queste belle figure femminili. Aspetti che gliele descrivo maestro, appena mi compaiono sullo schermo. Ci sono queste signore che si capisce che appartengono a altre generazioni, che hanno lo strumento in mano, però non mi è ancora apparso. Forse lei le ricorderà queste fotografie che mi ha Ma mandato. le ricordo senz'altro tutte personalmente, proprio sempre l'anno scorso abbiamo dato Ecco, vita falle qui al girare museo Sveva. a una pubblicazione decisamente singolare che si intitola, un volume che si intitola Woman in Sax, perché l'anno scorso ricorreva il centenario della prima donna sassofonista della storia, eh, una signora che si chiamava Madame Elise Hall, che ha una storia singolarissima. Pensi che è una donna che intorno al 1875-1880 soffre di una ipoacusia all'orecchio, e il marito, che è un chirurgo, le consiglia di studiare il sassofono. Ora, non sappiamo se attraverso lo studio del sassofono ha poi, diciamo, risolto questo problema di Di udito. udito, però di certo è diventata una brava sassofonista, ma soprattutto una donna che, dotata di grandissime possibilità economiche, ha cominciato a commissionare lavori per sassofono ai più grandi compositori della fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Il primo grande concerto per sassofono orchestra è stato composto da Claude Debussy, perché commissionato da questa Madame Elise Hall. Claude Debussy prende i soldi ma non termina il lavoro e fugge, e lei lo rincorre a Parigi dove prende in affitto una casa vicino a quella di Claude Debussy, e tutte le mattine va a perorare la sua causa, insomma. Senta maestro, Ed è lei singolare, non so se posso continuare oppure... no, volevo dire che lei deve comunque venire qua in presenza per raccontarci tutte queste cose Eh, interessantissime, sul serio, perché in assolutamente, collegamento perché non è così facile. Dica, non dica, è facile, perché la prima cosa di cui mi sono reso conto costituendo questo museo è che quello che pensavo fosse un punto d'arrivo, un sogno, inevitabilmente si è trasformato in un punto di sì, partenza, immagino, ma che immagino. il pubblico ha una fame di storie, ha bisogno di contestualizzare quello che vede e quello che ascolta. Solo in quella maniera c'è veramente, come dire, una identificazione, un'appropriazione, una appropriata. Il museo è un luogo di tutti, e quindi poter vedere, Accedere, ascoltare, certo. conoscere attraverso una contestualizzazione storica è fondamentale. Sveva scusami, è sempre ferma sul quartetto delle signore. Facciamo Sì, girare le altre 2 e poi chiudiamo maestro, faccio scegliere a lei. Preferisce My Funny Valentine o Oblivion? Che cosa facciamo scegliere a direi lei per salutare i nostri perché amici? Oblivion di Astor Piazzolla è suonato con lo strumento più raro
del museo, una sorta di Stradivari del sassofono. Allora chiudiamo poi con Oblivion allora, Sì. senz'altro. Volevo vedere se riuscivano ad andare le altre 2 fotografie. Mi dice Sveva che stanno già andando, ma anch'io ho un ritardo. Quindi intanto maestro comincio a salutarla e a ringraziarla moltissimo per questo collegamento. Le No, io manderò la ringrazio lei, insomma, per l'opportunità, ringrazio anche, insomma, attraverso le telefonate, insomma, ecco, il pubblico, insomma, sicuramente questa trasmissione ha avuto un ottimo riscontro, insomma, ecco. Grazie, poi andrà in replica, anche se andrà in replica solo radiofonicamente, comunque è un modo per aver parlato del museo di Ciampino, di Fiumicino, scusi, ho sbagliato aeroporto, del museo di Fiumicino, e ricordare che è una città che ospita questo splendido, unico al mondo museo del sassofono. Oltretutto così in pochi anni, maestro, si è arricchito davvero tantissimo di strumenti, di conoscenza. Quindi ha fatto un miracolo proprio. Anche Sì, guardi, le stavo appunto raccontando insomma, a proposito dell'ultimo strumento di Oblivion, che è suonato con questo strumento rarissimo, di cui non esistono più di 6 o 7 esemplari nel mondo, che si chiama O, perché ha una forma particolare, la campana, anziché essere a forma di pipa, ha la forma di O. Ed è un sassofono, pensi, costruito in soli 100 esemplari alla fine del 1928. Ma a marzo del 29, a causa della grande crisi, della grande depressione sì, americana, la maggior parte di questi strumenti sono stati riconsegnati invenduti alla fabbrica che l'ha costruito, la fabbrica Con. E questa fabbrica, pur di ricavarci qualcosa, ha cominciato a smontarli e a utilizzarli come parti di ricambio, li ha fatti scomparire. e lei L'unico strumento in Europa conservato all'interno del nostro museo. perfetto, bravissimo, complimenti maestro Berni, veramente grande successo al Museo del Sassofono di Fiumicino, grazie. Ci lasciamo con Oblivion e ci risentiremo a parte e le manderò la nostra trasmissione. Grazie ancora Grazie per maestro, buona tutti questi fortuna ascolti. al museo. Grazie. Io chiuderei così.
Avete ascoltato